Anche in Sicilia gli infermieri incrociano le braccia per rivendicare maggiore attenzione dalle istituzioni. Il NURSIND, sindacato delle professioni infermieristiche, ha proclamato un giorno di sciopero. Oggi, 28 gennaio, a Palermo davanti a Palazzo d'Orleans, hanno manifestato lavoratori provenienti da tutte le province. Condizioni di lavoro inaccettabili, mancato riconoscimento delle competenze, gravi carenze d'organico, con un rapporto paziente-infermiere molto spesso sotto la soglia di guardia. Questi alcuni dei motivi che hanno spinto la sigla autonoma a protestare in tutta Italia. Alla manifestazione di Palermo presente anche la delegazione di Agrigento. Di Agrigento, Terra Salvatore, oggi il 28 gennaio siamo qua a manifestare il nostro dissenso nei confronti della politica siciliana per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che abbiamo degli ospedali. Le motivazioni nostre sono una a livello nazionale che riguarda l'indennità specifica e già sono stati stanziati i soldi, 330 milioni che ancora noi infermieri non sono stati erogati a differenza dei medici. La qualità assistenziale che abbiamo degli ospedali che sta diventando scadente, quando manca molto personale infermieristico. Il rinnovo dei contratti, soltanto per quelli a tempo determinato, soltanto dei 3 mesi, quelli Covid, dopo 23 mesi di pandemia. Siamo qua a dimostrare il nostro dissenso nei confronti di tutte le istituzioni che ci hanno abbandonato in questo periodo di pandemia.